Per voi amici di YouTube, la Promo Serapis oggi vi offre una passeggiata su Marte, il pianeta rosso, dovuto a presenze di ferro, come potete vedere, dove si cerca la presenza dell'acqua e dove, come potete vedere, visto il tipo di roccia, di sedimentazione, si direbbe che tutto ci può essere tranne che acqua. Ecco, qui vedete pezzi di crateri che si sono staccati dalla parte del vulcano. Guardate come pianeggiante, come può esserci forme di vita in un paesaggio così desertico, con questo colore. Guardate com'è rosso intenso, dovuto alle rocce lavorate dal vento che soffiano a centinaia di chilometri all'ora. Guardate qui adesso come questi piccoli crateri. Qui cambia, questa sembra invece roccia anche del pianeta Terra, cosiddetta arenaria. Ma come? Anche su Marte hanno lasciato della plastica. Chi saranno? Sicuramente i primi astronauti che sono passati da questa parte hanno dimenticato la plastica, quindi ovunque l'uomo va lascia i suoi segni. Dicevo, la ricerca dell'acqua sul pianeta Marte, che sino ancora ad oggi non ci sono prove certe. Noi in esclusiva abbiamo per voi la dimostrazione che l'acqua su Marte esiste, anzi un vero e proprio fiume che, come vedete, ha lavorato parti del pianeta Marte. Ecco l'acqua, ma non solo c'è l'acqua. Un altro scoop eccezionale per voi: su Marte esiste il mare. E un altro scoop eccezionale: esistono anche delle persone che assomigliano stranamente a noi abitanti della Terra. Ecco, quello che vi ho fatto vedere non è altro che un posto che si trova in Sardegna, e quello che state vedendo e che vi ho fatto vedere non sono altro che tracce di sedimentazione di scarichi industriali. Ecco che ritorno a farvi vedere l'acqua su Marte, acqua che, come sulla Terra, va a finire sul mare. Ai prossimi scoop!